Questo è il segno dell'autorità che nascostamente ha incominciato a penetrare nella coscienza dell'individuo e appunto e con la sua subcoscienza lo richiama, vero, a questo potere magico della donna, che la donna è magica anche, è un potere, ha un potere magico in sé. È peccato, vero, che tutte queste cose scomparirano. La risposta è che bisognerebbe conservare nel cambiamento quanto più è possibile. Non è possibile conservare un livello di vita quale quello dei pastori, che è un livello inumano. Non possiamo chiedere che questo si faccia solo perché è interessante da vedersi per i turisti. Gli uomini non sono uomini, non sono cose fatte perché la gente le venga a vedere. Beh, non va male. Discretamente in primavera, in inverno non tanto. Solo che la vita del pastore non è molto simpatica. Sa come siamo noi. Si spera in un migliore avvenire e speriamo che anche il pastore sia un po' più fortunato, che non erano come i nostri padri. Stop. Quindi un progresso ci deve essere. Questo progresso dovrà senz'altro distruggere qualche cosa, ne creerà altro, come è avvenuto sempre del progresso. Però siccome noi uomini moderni, sensibili, comprendiamo anche che certe cose possono aver valore, al di fuori dell'interesse o meno di sviluppo economico, bisognerà cercare di conservarne quanto più è possibile di queste cose. O dove non si possono conservare, documentarle. Già il museo su questo si propone, questo già attua nella conservazione, ma è molto probabile che anche la Sardegna finirà per somigliare all'Olanda. Ah sì, non c'è bisogno che lei se ne congratuli con me. Cántame su menzanada, mi despasen de carrela. Cántame su menzanada, mi despasen de carrela. E come mai si rompe questa stele di questa tomba? L'hanno rotta i tedeschi. È una postazione militare per difesa della diga del Tirso. C'erano qua i tedeschi. Venivano da Sedilo a fare servizio. Però c'erano sempre qua. Portavano la 20 mm. E poi è stata sfasciata.